Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. La zucca di Halloween sorride per il La Palma, che affonda l'Ilva Maddalena ed espugna il comunale Pietro Secci per 2-1. La frase dolcetto o scherzetto fa presa sui ragazzi di Giovanni Muroni, che regalano agli isolani l'illusione di un risultato positivo e lo fanno naufragare nel giro di un minuto. Rinviato l'esordio del neoacquisto Alessandro Solinas, attaccante dell'Olbia ai tempi della Serie C2, alle prese con un problema muscolare, assente il portiere Vincenzo Filinesi, ottimamente sostituito da Esposito, l'Ilva Maddalena si presenta con i difensori Conti, Catuogno, Piras e Nutricati. In mezzo al campo Comiti, leggermente arretrato rispetto ai compagni di reparto Arricca, Canu e Tagliento. In attacco Acciaro e De Santis. Il La Palma, in formazione rimaneggiata, risponde con i centrali Barneschi e Addis, gli esterni De Rules e Arrigo, a centrocampo il quartetto formato da Marceddu e Amadu, con gli esterni Monti a destra e Sanna a sinistra. La prima azione è dei padroni di casa. Punizione di Arricca, testa di Angelo Canu ed inserimento di De Santis che mette in apprensione la retroguardia ospite. Il tiro dalla distanza di Andrea Arricca al 10° minuto anticipa una ghiotta occasione per Angelo Canu lanciato da Catuogno. Il portiere Esposito non si scompone al 18° per un fallo di Cherchi con palla inutilmente in rete. Isolana Edilizia, la tua ditta di fiducia. Lo stesso Esposito risponde sicuro su Serra al 22° neutralizzando. È un buon momento per l'Ilva Maddalena che al 23° sfiora il vantaggio con De Santis, la cui conclusione si perde a lato. De Santis e Arricca costruiscono poco dopo un'altra palla gol che fa salire la tensione al mister Giovanni Muroni che macina chilometri in panchina. Alla mezz'ora il La Palma va vicinissimo al gol con Sanna, botta, la traversa, trema, poi Serra non ne approfitta. Il vantaggio ospite al 32° con lo scatenato Sanna che mette alle spalle di Esposito, 0-1. Per il numero 11 ospite quasi un gioco da ragazzi. L'Ilva Maddalena sta a guardare. Un giro di cronometro e Luca De Santis viene atterrato dall'esperto portiere Saragato e calcio di rigore. I maddalenini chiedono l'espulsione del numero 1 ospite, l'arbitro non è d'accordo. Altro giro e altra corsa. Palla al centro, l'Ilva Maddalena gioca le belle statuine, concede mezzo campo a Sanna che vola sulla fascia sinistra e crossa a centro area dove tra tanti difensori ecco la gamba di Cherchi che mette dentro 1-2. Un regalo di Halloween in piena regola. I giocatori maddalenini si disperano. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. Il rifugio dei peccatori, cucina casereccia, griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria. Alla Maddalena. Info e prenotazioni 347 366 4638 oppure 366 3146 855. Nel finale ancora il portiere isolano Esposito, di piede, salva l'Ilva Maddalena. La ripresa riserva altre emozioni. Prima Angelo Canu finisce a terra in area di rigore, ma per l'arbitro, vedete, è tutto regolare. Quindi Serra ha l'occasione buona sotto porta, ma perde tempo al momento della conclusione e la difesa maddalenina è in affanno, ma si salva. 83°, brividi di freddo per la difesa maddalenina che si salva. Siamo allo scadere, 90°, esterno rete di Luca Acciaro, niente da fare. Ilva Maddalena 1, La Palma 2.
Il tecnico ospite Giovanni Muroni lascia il campo dialogando con il neoacquisto dell'Ilva Maddalena Alex Solinas, mentre il difensore Andrea Conti nasconde il viso sotto la maglia, ma non c'è nulla di cui vergognarsi. L'Ilva Maddalena vede le streghe, il La Palma festeggia senza maschera. Il La Palma espugna il comunale di La Maddalena. Candido Brocca, tecnico dei maddalenini. Si parte subito da una recriminazione per il fallo da rigore del portiere Saragato su De Santis. Tu parlavi di ultimo uomo, quindi di conseguente espulsione del portiere che non c'è stata, poi il rigore è stato comunque realizzato da Ricca. Sì, per noi era una cosa normalissima, perché cioè il portiere, se fa il fallo sul nostro attaccante, ultimo uomo dentro l'area di rigore, dentro l'arietta piccola di rigore, l'arbitro ci dà la spiegazione che non era ultimo uomo. Come fa a non essere l'ultimo uomo dentro l'arietta piccola? Cioè, quello era rigore e espulsione, non solo non è stato neanche ammonito il portiere ospite. Fatto sta che subito dopo il rigore non avete neanche fatto in tempo ad esultare che La Palma è ripassato in vantaggio, insomma, Sì. Vi ha colto in contropiede. Quello sì, quello sono i soliti errori, abbiamo già preso 3 o 4 gol così, non so cosa ci succede, abbiamo 10 minuti dove la squadra completamente si disunisce, non c'è nessuno che si prende così la briga di dare un po' di ordine in questi momenti di difficoltà che purtroppo abbiamo ogni partita. Ilva è ultima in classifica, però si continua a lottare al comunale. Sì, per noi si sapeva che era un inizio di campionato terribile, difficile. Certo, perdere punti così oggi quantomeno ci stava un pari, come l'abbiamo vista tutti la partita. Sono punti pesanti che perdiamo strada facendo, quindi è sempre più difficile, però noi lottiamo sempre. Già la domenica prossima in trasferta noi lotteremo sempre. Giovanni Muroni, tecnico del La Palma, richiestissimo in questo momento perché una vittoria val bene più di una telefonata. Muroni, intanto i tuoi continuano a festeggiare questo 2-1. Sì, e ne hanno ben diritto, voglio dire, perché è stata una vittoria meritata anche, se vogliamo, ancorché mi mancassero oggi 6 titolari, però voglio dire che questi ragazzini, oggi in campo c'erano il 92, 91, questi erano, ma tutta la squadra è molto giovane, quindi hanno risposto positivamente. Non hanno fatto, è una frase fatta e tu lo sai, ho fatto rimpiangere chi oggi non ha potuto essere presente in campo e diciamo, pur non facendo una grandissima partita, voglio dire, stante la giovane età, e questo è il prezzo che le squadre giovani pagano comunque, però siamo lassù in classifica e quindi voglio dire che la vittoria è meritata, non fosse altro per l'impegno e per l'accorgimento tattico, consentimelo questo qui, stante l'esperienza. Insomma. Giuseppe Esposito, uno dei veterani dell'Ilva Maddalena, hai preso il posto di Vincenzo Filinesi infortunato, te la sei cavata sicuramente molto bene, diversi interventi salva partita, anche se purtroppo la partita è andata male. Questi punti che non vogliono arrivare, anche se giochiamo bene, però siamo un attimino, diciamo, anche un po' sfortunati sotto questo aspetto, però dei giovani che si impegnano e sta crescendo, piano piano speriamo di venire su fuori bene. Qualche recriminazione sui 2 gol subiti? Ma no, forse il secondo c'era fuori gioco, è stato anche il primo gol, è stato anche un po' fortunoso perché la piazzava sul primo, poi l'ha presa col calcio e mi ha spiazzato, però ci sta, quindi un po' sfortunati, 2 tiri, 2 gol, niente di che. È un'Ilva Maddalena che soffre però non molla. No, perlomeno da parte di nostra penso fino all'ultimo. Giuseppe Esposito, l'arrivo del vostro ex compagno di squadra Solinas può esservi veramente d'aiuto? Molto, molto, anche per nuove esperienze come Checco, come Andrea, come Luca, mi metto anch'io in mezzo, ecco. Però cerchiamo di tirare avanti anche con i giovani, speriamo di dargli un attimino una smossa. Ecco.
Dagli spogliatoi del campo comunale dove il La Palma ha battuto l'Ilva Maddalena per 2-1 è tutto. Per lamaddalenatv.it Lorenzo Impagliazzo, riprese Stefano Saltalamacchia, redazione web Massimiliano Marras.